Non pestare le macchie di sangue, prestare attenzione a eventuali odori come quelli di gas o di anestetici, ricordare se la luce era accesa o la porta aperta. Non è il nuovo episodio di una famosa serie di telefilm, ma il protocollo firmato tra i centri regionali del 118, l'emergenza medica, che attualmente hanno il centro di coordinamento a Treviso, e il gabinetto di polizia scientifica del Triveneto. Una collaborazione ancora più stretta tra gli operatori medici e gli investigatori, che seguirà un preciso protocollo in tutti i casi in cui ci sia il sospetto che sia stato commesso un delitto, per cristallizzare al meglio, come si dice in linguaggio tecnico, la scena del crimine. È un modo diverso di adempiere ad un compito che è necessario non solo dal punto di vista tecnico per favorire le indagini, ma anche secondo me per rispetto delle vittime, per le quali è giusto che noi preserviamo le scene per poter poi risalire alle responsabilità e quindi anche per proteggere poi le persone. Non verrà modificato il nostro modo di intervenire dal punto di vista del soccorso sanitario, cioè non ci sarà nessun ritardo di soccorso sanitario, noi faremo il soccorso come sempre l'abbiamo fatto, prestando un po' più di attenzione a particolari che poi potrebbero essere di interesse per la polizia scientifica. Gli operatori del SUEM spesso arrivano sul luogo del delitto, della violenza, anche prima dei poliziotti o dei carabinieri. Per questo, pur non perdendo di vista le priorità, che è dare assistenza sanitaria, ogni piccolo, in apparenza inutile dettaglio può essere decisivo per le indagini. Chi risponde al telefono nella centrale del 118 deve farsi dare le informazioni più importanti, quindi infermieri e medici devono indossare le mascherine, non spostare i mobili, non dimenticare sul posto medicinali o siringhe. In Veneto saranno fatti corsi di formazione per 4.000 operatori del SUEM. È fondamentale preservare la scena del delitto. Noi vediamo adesso tanti telefilm dove preservando la scena del delitto si risolve tutto. Non è così, occorre un po' di pazienza, occorre anche un tecnicismo, occorre un coordinamento. Allora il 118, oggi struttura fondamentale sul territorio, interviene nei fatti di sangue, chiaramente, oltre che negli incidenti. Come nei fatti di sangue interviene la polizia.